In questi giorni sono arrivate alla nostra redazione alcune segnalazioni che riguardano il cimitero di Rossano Veneto. In particolare, i nostri telespettatori denunciano la scarsa manutenzione del tappeto erboso. Noi siamo andati con le nostre telecamere a verificare la situazione e in effetti abbiamo trovato l'erba piuttosto alta in varie parti del Camposanto. Le nostre immagini lo documentano chiaramente e non è proprio un bel vedere. Certo, non è rispettoso per coloro che riposano in questo luogo e per i parenti che vengono a fare visita ai loro defunti. E allora noi ci siamo rivolti immediatamente al sindaco di Rossano, Morena Martini. In alcuni periodi dell'anno l'erba è più alta nel nostro cimitero. L'erba cresce soprattutto se c'è un'alternanza di pioggia e sole e in questi giorni c'è stata. La programmazione per il taglio dell'erba da parte della cooperativa che ha vinto l'appalto per la gestione del nostro cimitero è di 15 giorni, al massimo 20 se ci sono giorni piovosi. E siamo coscienti delle necessità, sarebbe bello poter avere qualcuno che la taglia tutti i giorni oppure che la taglia tutte le settimane, questo al momento non è possibile. Comunque chiamerò la cooperativa per segnalare appunto ancora questo disagio, ricordando a tutti che l'erba, basta che guardiamo i nostri giardini, non è una cosa che possiamo fermare, è una cosa che cresce e appunto la pazienza di aspettare i giorni di riposo per poi poterla tagliare.